Sardegna centro-occidentale, penisola del Sinis, stretta tra la spiaggia di Is Arenas a nord e il golfo di Oristano a sud. Un luogo mistico, segnato dalla straordinaria sensazione di continuità fra terra e mare. Stretto tra mare e lagune, tra acque pacifiche circondate da vegetazione rada e bassa e acque energiche che lambiscono lunghe strisce di sabbia, rocce e falesie. A ovest della penisola l'isola di Mal di Ventre e lo scoglio del Catalano sono quel che resta dell'antico arcipelago sardo, poi diventato penisola a causa di manifestazioni vulcaniche accadute nel Miocene. È proprio in questo tratto di mare, su una superficie di 25.000 ettari, che si estende l'area marina protetta Penisola del Sinis, Isola Mal di Ventre, un tesoro tropicale nel bel mezzo del Mediterraneo. La sua rinomata ricchezza e biodiversità ci spingono a esplorare innanzitutto il volto subacqueo e naturalistico di questo splendido angolo di Sardegna. Lo facciamo con un centro subacqueo di appassionati di immersioni. Bombole e attrezzature in barca e al via la navigazione partendo da San Giovanni di Sinis verso ovest in mare aperto. L'immersione che facciamo oggi riguarda l'area del Catalano, quindi alla secca del Catalano. Andiamo a visitare le colonne basaltiche formatesi durante l'era quaternaria, quando il vulcano del Catalano era molto attivo. Sono molto interessanti da vedere perché sono praticamente i tappi del camino del vulcano che quando eruttava si depositavano poi, grazie a un veloce raffreddamento, si depositavano sul fondo e mantenevano questa tipica forma di colonna. Il sito subacqueo promette bene, quindi ci lasciamo scivolare in acqua con grandi aspettative. Pinneggiamo su un pianoro fino a quando, come fossimo sulla balconata di un grande teatro, ci affacciamo su una sorta di ballata fatta di torrioni basaltici scuri e neri. Le colonne di varie forme e posizioni sono tutte mastodontiche e creano un paesaggio sottomarino davvero singolare, segnato da tunnel e cavità. Sono questi anfratti a diventare habitat prediletti di numerose specie del Mediterraneo. Lungo le colonne basaltiche, castagnole, saraghi, donzelle e branchi di salpe nuotano liberamente, lasciandosi avvicinare dalle nostre telecamere. No, la loro non è voglia di protagonismo. Più semplicemente in questo fondale, poco battuto dai subacquei, i pesci sono gli attori principali di un mondo che è tutto loro e nei confronti del quale noi ospiti non possiamo che essere rispettosi. Quando l'aria scarseggia, a noi non resta che risalire in superficie, entusiasti come se fosse la nostra prima volta. Noi ora che abbiamo la fortuna di vivere all'interno di quest'area marina protetta sicuramente riusciamo a vedere cose che in altri mari, soltanto alcuni mari tropicali possono dare. Abbiamo avuto la possibilità di avere incontri con i delfini, barracuda, tipicamente dei mari più tropicali, più aperti. Noi a poche miglia dalla costa abbiamo la possibilità di vedere questo pesce, di vedere il parazoanthus, di vedere corallo rosso vivo a pochi metri di profondità. Noi condividiamo una passione comune che è la subacquea, oltre che unirci un grande rapporto di amicizia. Abbiamo deciso così di fondare un diving, cercando di sfruttare questa bellissima porzione di Sardegna. Il mondo della subacquea è un mondo totalmente diverso, è molto bello, molto tranquillo, tutto da esplorare, c'è questa passione è bellissima. Io adoro
adoro immergermi perché la sensazione che ti dà stare sott'acqua è una sensazione di rilassatezza, di tranquillità che mi fa star bene. Solamente il fatto di poter respirare sott'acqua e avvolto nel blu è una cosa stupenda, veramente stupenda. Questa passione ci emoziona e ci carica ancora di più. La nostra voglia di tornare a immergerci nel mondo del silenzio si fa sentire e così nuovo tuffo, nuova avventura. La nostra seconda immersione è sempre sulla secca nei pressi del Catalano. Davanti a noi si apre subito l'arco del Carosello. Superato l'arco entriamo in quello che si chiama la camera oscura, infatti, proprio perché l'arco fa ombra e noi poi troviamo questa parete sulla quale crescono diversi parazoanthus, margheriti di mare, e la risaliamo verticalmente, ritorniamo sulla secca. È un sito molto bello da vedere perché è ricchissimo di colore. Close your eyes and count to 8. No, don't, 'cause I can't wait. Ampiamente soddisfatti di fondali, pesci e bombole, rientriamo verso terra per andare ad ammirare un'altra peculiarità di questo angolo di mondo. Sun, we can feel the air is soft. Sono le spiagge, anzi la spiaggia che qui è regina incontrastata. A, B, C, D. I've got a dream for you and me. Per raggiungere la nostra meta dobbiamo dirigerci da San Giovanni di Sinis a nord della penisola omonima. Yeah, I know that we can make it. Campi sconfinati, fiori, piante costituiscono il cosiddetto deserto del Sinis, un paesaggio caldo per nulla aggredito dall'uomo. So come on down with me. So La spiaggia regina che non vi abbiamo ancora svelato è Is Arutas. Un lungo tratto di costa che si estende per centinaia di metri. Calette fatte di vegetazione e rocce anche alte sul mare si alternano a tratti ricoperti di sabbia, lambiti da un mare pulito e trasparente. Camminiamo lungo la spiaggia per percepirne la varietà della sua morfologia. Da rocce che dall'interno arrivano sino al mare, giungiamo in un fazzoletto di spiaggia davvero speciale. Ci troviamo nella spiaggia di Is Arutas, che insieme alla vicina spiaggia di Mariermi creano un geosito tra i più belli e unici in Italia. Le spiagge infatti sono ricoperti da uno strato di quarzo. La genesi del quarzo è molto interessante, infatti il quarzo si forma dallo sfaldamento del granito. Infatti l'isola di Maldiventre è la parte emersa di un basamento granitico che va molto in profondità. Le mareggiate che comunque ci sono e sono sempre presenti nel nostro mare grazie al vento di maestrale hanno trasportato il quarzo in spiaggia, l'hanno depositato sull'arenile. Guardate, granelli candidi e tondeggianti, con sfumature di colore a tratti rosati, a tratti bianchi e verdi, sono levigati dal mare e resi lucidi dall'opera unica della natura. È un quarzo che praticamente è protetto, è vietato dalla legge asportare questo quarzo dalla spiaggia. Lasciamo Is Arutas e proseguiamo alla volta di un'altra bellezza naturale. È la vicina oasi naturalistica di Seu, un'area di 115 ettari che, oltre a tratti di mare, comprende tratti di terra dominati dalla macchia mediterranea e dall'assenza di costruzioni. All'interno dell'oasi, la torre di Seu si erge su una falesia a 13 metri sul livello del mare e regala un panorama mozzafiato. Siamo partiti da Is Arutas in direzione di Capo San Marco, siamo adesso alle pendici della penisola del Sinis.
Abbiamo percorso una strada, come avete visto, senza presenza di costruzioni, quindi il territorio è completamente protetto. Adesso raggiungiamo San Giovanni di Sinis, dove vedremo le tombe nuragiche romane presenti in questa zona. Sotto di me potete vedere una delle tombe risalenti all'era punico-fenicia, quindi della città di Tarros. La città di Tarros, che venne costruita sul promontorio di Capo San Marco con imponenti fortificazioni, è stata abbandonata all'incirca nel 1070. Nel 1840 il re di Sardegna, Carlo Alberto, decise di intraprendere un'imponente attività di scavo, da quale saltarono fuori delle ricchezze che erano state sotterrate nelle tombe. Questo aveva portato alla falsa credenza che la città fosse costruita su una miniera d'oro. Da qui in poi questa falsa credenza diede il via a un devastante periodo di caccia all'oro. Prima di raggiungere Tarros, sostiamo nel piccolo villaggio di San Giovanni di Sinis, ai piedi di Tarros. È la chiesa paleocristiana a dominare la scena. Edificata nel VI secolo d.C., è una delle chiese più antiche della Sardegna. Costruita in arenaria proveniente dal vicino sito archeologico, ha cupole e volte di grande bellezza. L'altare, la cupola centrale originaria con le 4 arcate, le statue lignee e un'antica fonte battesimale decorata con un pesce in rilievo donano un fascino difficile da dimenticare. A poca distanza da San Giovanni di Sinis e dai suoi 4 chilometri di spiaggia si aprono alla nostra vista le affascinanti rovine della città di Tarros, sede di scavi dal 1956. Protesa sul Capo San Marco, lungo una lingua di terra stretta tra 2 mari, Tarros sembra costruita in un vero e proprio anfiteatro naturale. In compagnia di Roberto, guida del sito, raggiungiamo la torre spagnola di San Giovanni di Sinis, costruita sul finire del 1500. Il nostro intento è vedere dall'alto non soltanto il sito archeologico, ma anche lo splendido territorio in cui è inserito. In questa posizione vediamo questo bellissimo panorama che ci fa vedere la borgata di San Giovanni di Sinis e laggiù vediamo la laguna di Mistras. Vediamo oltre al cordone di Mistras lo stadio di Cabras e il Monteferru. Saliamo sulla torre e il panorama appare ancora più stupefacente. Il mare, trasparente e cristallino, evoca in noi scenari tropicali incontaminati. Nata come scalo commerciale, Tarros è una città bimare. Per mettere al riparo le loro navi dai venti, infatti, i Fenici usavano costruire le loro colonie lungo penisole affusolate, bagnate da acque quiete e pacifiche. Ecco, qua sotto vediamo Tarros, la città fenicia. Sappiamo che i Fenici arrivano qua nel VII secolo a.C. circa, integrandosi ai nuragici che già popolavano questo territorio. Dopo i Fenici e il dominio cartaginese nel 510 a.C., infatti, Tarros vide anche l'arrivo dei Romani. Vediamo alcuni dei suoi quartieri ormai romanizzati. Ecco, laggiù vediamo le terme cosiddette numero 1, che vanno per ordine di scavo. Sotto vediamo le terme del convento vecchio. Questa struttura quadrata è il Castello Macco ed è il punto finale dell'acquedotto. A sua volta con dei tubi di piombo riforniva gli edifici termali. Là sotto vediamo alcuni templi, vediamo l'area delle colonne,
è il tempio delle Semicolonne d'Ori, che è un tempio molto interessante perché i romani avevano buttato giù una parte di questo tempio punico, costruito nel IV secolo a.C., ed oggi noi sappiamo che può essere addirittura interamente ricostruito. Un viaggio nella storia, questo a Tarros, che ci ha fatto ancor più valorizzare questa natura rimasta incontaminata e selvaggia. Should have known right away when it felt too good to be true. 'Cause you never said what you mean to Una natura che ritroviamo nella salina di Puzzuiddu, un luogo ameno, fuori dal tempo, governato da acque immobili e abitato da eleganti fenicotteri rosa. is gonna leave. Reach for me. Don't wanna wait another. Un ambiente e una fauna che ritroviamo a sud della penisola, nella laguna di Mistras, un'area di circa 600 ettari che corre parallela lungo la costa, confinante a nord con lo stagno di Cabras. Take me to higher ground. We'll be safe and sound. Reach for me. Una laguna che esploriamo in compagnia di Giuseppe e Valentina, grandi amanti di ambienti lagunari e animali, in particolar modo cani e cavalli. Io provengo da una famiglia di allevatori, sia di pecore che di cavalli, mi piace moltissimo il bestiame. I cavalli ora li uso anche per uso sportivo, monta da lavoro in particolare. È una disciplina equestre che si è sviluppata nei paesi dove si utilizzava il cavallo nei campi, col bestiame, per migliorare le tecniche, è diventata una disciplina a livello mondiale addirittura. E allora andiamo a toccare con mano di cosa si tratta. Nella monta da lavoro esistono 4 prove, 4 discipline, di cui la prima è il dressage, ovvero l'addestramento, dove al cavallo vengono insegnati dei movimenti particolari con i quali viene ginnasticato e che risultano successivamente molto utili sia per le successive prove che per il lavoro appunto col bestiame. La prova di addestramento prevede movimenti prestabiliti, come riscaldamento, spostamenti laterali con incroci degli arti, rotazione sui posteriori e anteriori, poggiate, groppa in dentro mirata alla piroetta, al galoppo, utile nel lavoro e con le mandrie, e tanto altro. Ora Giuseppe ha chiesto un'alta al cavallo e una retromarcia. Vedete come il cavallo comunque non rifiuta i comandi che Giuseppe impartisce e li esegue comunque con serenità. Ora Giuseppe esegue le stesse figure al trotto. Adesso Giuseppe ci darà dimostrazione delle prove di abilità. Tutte quelle figure che abbiamo visto prima verranno eseguite in prove specifiche. Allora, questi sono i cambi di galoppo che prima abbiamo visto, vengono utilizzati per poter fare lo slalom attraverso degli ostacoli. E non finisce qui. Le prove di abilità eseguite finora vengono effettuate a velocità sostenuta. Sono le prove di velocità. Salto, passi laterali e cancello. Sono tutti movimenti che richiedono ottimo addestramento ed equilibrio psicofisico del cavallo. Il tempo minimo per addestrare un cavallo è di 3 mesi, ma per avere buoni risultati sono richiesti da 6 mesi a 1 anno. Adesso ho il trotto allungato. Questo è il passo spagnolo. La passione e la dedizione di Giuseppe con il cavallo ci ha davvero colpito. Il loro non è un rapporto, ma una simbiosi perfetta che trasuda stile ed eleganza. Se io rimango una settimana senza montare, dovrei trovare un cavallo anche finto.
Come se non bastasse, ci viene mostrato anche il lavoro a terra di un cavallo in doma. Eurochoc, infatti, di 4 anni, non è stato ancora montato. Ed ecco che Giuseppe gli insegna quello che gli sarà chiesto quando sarà montato. E visto che la Sardegna è una regione di terra e di acqua e ogni sardo porta dentro di sé entrambi gli elementi, i nostri amici decidono che è arrivata l'ora di passeggiare a cavallo in laguna. Con i cavalli di Giuseppe si possono fare delle bellissime passeggiate, sia qui intorno allo stagno di Mistras, passeggiate anche per principianti che durano più o meno un'ora. Per i più esperti invece riusciamo ad andare nella bellissima oasi di Seu che sta qua dietro e ammirare una bellissima natura incontaminata. Il tempo trascorso con Giuseppe e Valentina ci ha fatto entrare nel grande e inscalfibile mondo delle tradizioni sarde, che adesso andiamo a toccare con mano in ambiti diversi. Dalle selle in cuoio tradizionali fatte a mano dagli artigiani passiamo infatti alle ricette tradizionali fatte con le mani di cuochi provetti. Muggini e segreti della tradizione. Oggi vi presenteremo un piatto tipico della nostra tradizione cabrarese. Sì, quello che Carlo ci insegna è la mreca, un piatto che sembra risalire al tempo dei Fenici. Il pesce viene aperto e privato di viscere, branchie e squame. Dopodiché si fa cuocere in acqua salata e bollente. Dopo circa 30 minuti di cottura si avvolge nelle foglie di zibba, in grado di mantenere il grado di umidità della polpa del pesce anche per 10 giorni. Un ottimo metodo di conservazione del pesce. Nel Sinis la tradizione si rinnova non soltanto con ricette sapienti, ma anche con abiti tradizionali pregiatissimi. Lo scopriamo spiando alcune donne sarde intente a vestire una bellissima bimba. Le mani che lavorano per mantenere le tradizioni lavorano anche per realizzare oggetti d'artigianato e dolci tradizionali, creati da mani esperte e amorevoli. Le tradizioni della Sardegna sono la Sardegna stessa, dall'arte culinaria ai vestiti, portiamo avanti la tradizione che ci hanno tramandato i nostri nonni. Questo per esempio è un abito fatto completamente a mano, lei, mia moglie Annalisa, e ha confezionato quest'abito. Incantati, ammiriamo i dettagli che Annalisa ci mostra lasciandoci esterrefatti. Passiamo adesso all'artigianato locale. Questa è la maschera tipica del Subon Ponidori, che è una figura che comanda la Sartiglia di Oristano. Qui abbiamo un dolce molto caratteristico che rispecchia proprio la tradizione di Oristano, che sono i guefus. A soli 15 anni Luigi ha iniziato a lavorare in una pasticceria. Un percorso che lo ha portato a diventare un pasticcere di fama, ma soprattutto un uomo spinto da una grande passione. La pasticceria va amata perché tutto quello che produci e che le persone devono poi mangiare è amore. E mentre ci deliziamo con sapori, odori e colori, prepariamo un brindisi speciale. Cin cin, salute! Sì, cin cin a queste tradizioni che ci hanno riportato indietro nel tempo, pur essendo lieti di restare nel presente. Un presente che non dimentica, anzi che insegna ad apprezzare questo angolo di mondo così speciale.